Gentili telespettatori, buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata, come sempre in diretta in compagnia di Ore 13, puntata di quest'oggi dedicata alla salute insieme all'ULSS 4 Veneto Orientale. Di che cosa parliamo oggi? Allora, la mano è il nostro strumento di lavoro, è un organo pertanto molto esposto a traumi, disturbi di ogni genere, però spesso questa mano noi la trascuriamo e nel tempo questo può portare a patologie e a disturbi che spesso sono difficili da recuperare. Oggi noi parliamo di chirurgia della mano, però in seguito a traumi e fratture di vario genere. Lo faremo insieme al mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Pasquale Davide Nava, chirurgo ortopedico, specialista in chirurgia della mano all'ULSS 4 Veneto Orientale. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno, grazie. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo rigorosamente in diretta e dunque aspettiamo le vostre telefonate, le vostre domande. Il numero lo vedete in sovraimpressione ed è lo 0422 1626 798. Allora dottore, abbiamo detto insomma che la mano è il nostro strumento di lavoro, le guardiamo, sì. Le abbiamo sempre davanti agli occhi, ci permettono di compiere i gesti più semplici, più quotidiani, però spesso non sappiamo come funziona. Allora spieghiamo la nostra mano come è fatta. Certo, allora la mano è il nostro strumento di lavoro, ma non solo, spesso ci dimentichiamo che la mano è anche il nostro scudo. Noi ci proteggiamo con la mano, noi ci proteggiamo da traumi, attuttiamo le cadute e quindi è l'organo che più o meno sacrifichiamo per proteggere noi stessi. Ne deriva che tutti gli ospedali sono ormai saturi di traumatologia della mano, è all'ordine del giorno. Io stesso che lavoro in un ospedale con un'intensa attività di pronto soccorso, noi facciamo più o meno 500 interventi l'anno solo di chirurgia della mano. La mano è un piccolo organo, non è tanto grande, però in poco spazio si concentrano 28 ossa, una fitta rete di tendini che muovono le nostre dita, un reticolo di nervi, dai più grossi fino alle loro diramazioni, e poi anche dei vasi che ovviamente nutrono le strutture. Quindi quando ci si approccia ad un trauma della mano le variabili sono tante, bisogna avere tante competenze, una curva di apprendimento per far fronte un po' a tutte le evenienze. Ecco. Certo. Senta, quali sono le patologie che vengono trattate proprio nell'ambito della chirurgia della mano? Abbiamo detto che nella puntata di oggi spiegheremo bene insomma, la parte traumatologica, quindi i traumi della mano, ma insomma, le patologie trattate non riguardano solo questo. Sì, le patologie sono tante. Si può distinguere fra le patologie da trauma, appunto i traumi, e le patologie non traumatiche. I traumi, quando si parla di traumi della mano, si potrebbe già immaginare alle fratture, le fratture ossee, io mi rompo una mano, eccetera. In realtà sono molto più frequenti le ferite da taglio, il classico coltello da cucina oppure un taglierino. E la cosa importante da capire è che spesso anche un taglietto piccolino può nascondere molte insidie. Spesso mi sono ritrovato con dei piccoli tagli di mezzo centimetro, di un centimetro, e poi andando a esplorare la ferita mi sono ritrovato con disastri, con tendini recisi di netto, nervi recisi, e qui dopo gli interventi si fanno più invasivi. Ho dovuto alcune volte aprire la mano per intero per riparare i danni di questi piccoli tagli. Quindi a noi a volte ci facciamo un piccolo taglio, pensiamo che non sia nulla, in realtà... in una zona critica abbiamo fatto anche un danno importante. Ci sono alcune zone in cui passano nervi importanti, vasi importanti, tendini, e poi magari il giorno dopo di un taglietto ci svegliamo che non si muove più un dito e abbiamo preso un tendine che si è rotto pian pianino durante la notte. Quindi mai trascurare nemmeno i tagli che per noi sembrano insignificanti. Altre volte invece capita che arrivano con una coreografia importante, queste mani insanguinate, con ferite grandi, poi alla fine si portano in sala operatoria, si pulisce un po' e più di qualche lembo di pelle non c'è, alcune volte va proprio bene, ecco, al paziente. Ecco, prima di andare ad approfondire quali sono le altre patologie trattate nell'ambito della mano, non riguardanti solo i traumi, c'è una telefonata da casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Certo. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, Rosario Cisca da Verona. Buongiorno Rosario, prego.
Sì, vorrei fare una domanda al professore Della Mano perché... Prego, chieda pure, Sì. Rosario. Sì, e niente, io da una decina d'anni ho fatto il tunnel carpale sulla Sì. mano sinistra e dopo un 4-5 anni ho dovuto fare sulla mano destra. La mano sinistra non ho più nessuna sensibilità e sulla destra mi sta mancando, sono secondo il mio parere al 50%. E non ho più fatto niente, cosa mi consiglia di fare? Grazie Rosario. Allora, Sì, prima sì. Grazie un'operazione a voi. al tunnel carpale a sinistra, dopo qualche anno a destra, sensibilità non c'è più da una mano e il signore dice un po' in calo anche nell'altra. Allora, il nervo mediano, che è il nervo che appunto è il partecipe di questa sindrome, allora, bisogna fare un attimo di preambolo. Il nervo è una struttura molto sensibile, molto delicata. Spesso noi ci rivolgiamo al medico di base quando i formicolii, i dolori che sentiamo sono già in una fase avanzata e già per il nervo è troppo tardi, perché quando un nervo inizia a soffrire non è facile ritornare alla normalità. L'intervento del tunnel carpale è un intervento banale, perché non si fa altro che fare una piccola incisione e decomprimere la pressione che schiaccia il nervo. Quindi noi non agiamo sul nervo, il nervo rimane rovinato o meno come era prima, solo che non è più compresso. La guarigione del nervo è spontanea, quindi nel caso del signore bisognerebbe sapere un attimino in che stadio era prima di essere operato, perché se il nervo era già rovinato non può aspettarsi una guarigione completa. Il nervo ci mette alcune volte anche anni per recuperare. Altre volte invece capita che il nervo lo si liberi bene, però si formino già dopo un po' di settimane delle cicatrici sopra al nervo e che creano un'altrettanta pressione sul nervo. E quindi io ai miei pazienti chiedo sempre: ma i sintomi che senti adesso sono gli stessi di prima di essere operato la prima volta? Cioè i formicolii notturni, questo fastidio, questa voglia di scuotere la mano come se ci fosse appunto il bisogno di un crampo, perché in questi casi qua bisognerebbe reintervenire per andare a togliere la cicatrice che sta comprimendo un'altra volta il nervo. Quindi al signore possiamo consigliare Di fare casamente di rivolgersi a uno specialista proprio per andare ad approfondire. Sicuramente bisognerebbe che facesse un'altra elettromiografia per capire il livello di sofferenza del nervo e magari da confrontarla con quella che ha fatto prima di fare il primo intervento. Certo. E poi una valutazione. Abbiamo un po' anticipato, il chirurgo della mano non si occupa soltanto di traumi e fratture, ma sì. ad esempio anche del tunnel carpale. Sì. Poi di che cos'altro? Ma allora, andando al di fuori del trauma, ci sono tutti i fenomeni degenerativi che riguardano un po' i tendini, riguardano le ossa, e qua bisogna fare un attimino un altro preambolo. Cioè, dipende tanto dalla vita che facciamo noi ogni giorno. Oggi per usurare una struttura sia ossea che tendinea non è indispensabile fare un lavoro di manualità pesante. Uno si aspetterebbe che il muratore oppure il metalmeccanico abbia delle grandi sofferenze e usure sulle strutture della mano. In realtà noi ritroviamo un sacco di infiammazioni croniche e i tessuti che tendono alla degenerazione anche in semplici impiegati, perché ricordiamo che quando si digita su una tastiera la mano l'utilizzo del mouse anche compie migliaia di movimenti rapidi in successione e facendolo per mesi, mesi e mesi noi usuriamo tendini e articolazioni, ma non solo. Immaginiamo anche la tecnologia del touchscreen che è nata adesso. Il pollice compie dei movimenti innaturali migliaia di volte al giorno, pollice e indice, e noi anche oggi vediamo giovani che iniziano a soffrire di patologie infiammatorie, soprattutto a carico del pollice, che poi si proiettano sull'avambraccio, e bisogna anche stare attenti che non ci siano un inizio di usura anche della cartilagine articolare. Quindi insomma l'utilizzo del cellulare, del tablet... In maniera spasmodica, come si vede oggi, sì, è un'iper sollecitazione delle strutture sia articolari che tendinee.
E quindi insomma si va a sollecitare, insomma, Molto, e quindi, molto, sì. Quindi, è più soggetto a disturbi. un tendine quando si usura per tanti anni, adesso non voglio dire che usare il cellulare, le tastiere lede i tendini, però quando un'infiammazione si cronicizza molto e ci sono anche degli altri fattori di rischio, come ci possono essere, non so, il diabete, un'artrosi, la sclerodermia, l'artrite reumatoide, abuso di alcuni antibiotici o di corticosteroidi, di cortisone, il tendine tende a indebolirsi e ad un certo punto la degenerazione prende via via mano e ci si può svegliare con un dito che non lo si muove più. Certo, un flash prima di andare in pubblicità, perché dobbiamo lanciare la pubblicità, proprio perché si lavora nel piccolo. Quali devono essere le competenze di un chirurgo della mano? Allora, appunto in un piccolo organo come è la mano ci sono varie strutture, ci sono le strutture ossee, le strutture nervose, vascolari e quindi un chirurgo deve assumere un po' le competenze del neurochirurgo, del chirurgo microvascolare, dell'ortopedico, ma non solo. Io prima ho parlato delle ferite da taglio. In realtà c'è una categoria di ferite che sono quelle da strappo, che sono le più temibili. Immaginiamo gli attrezzi agricoli oppure gli ingranaggi di una fabbrica o più semplicemente anche i morsi di animali, cani, che strappano letteralmente pezzi di tessuto. Ci vuole anche una competenza di chirurgia plastica per andare a ricoprire quelle parti di tessuto che sono state perse. Ecco. Certo. Quindi oggi il chirurgo della mano può avere una partenza da chirurgo ortopedico o da chirurgo plastico o da chirurgo generale. La cosa importante è che colmi le sue lacune imparando le varie parti che gli mancano. Cioè, io che sono ortopedico ho imparato alcune tecniche di chirurgia vascolare, di neurochirurgia e di chirurgia plastica alla fine. Certo, proprio perché insomma la mano ci si completa, bisogna avere un po' tutte, ed è una curva di apprendimento che si ha con tanti corsi. In Italia siamo forti in questo perché ci sono molti buoni corsi e molti buoni maestri. E poi c'è appunto una curva di apprendimento e poi ci vuole tanta pazienza perché si lavora nel piccolo, ci vogliono occhi buoni e mano ferma, ma soprattutto non si sa mai quanto dura un intervento, quindi ci vuole molta pazienza. Sì, sì. Allora noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, torniamo a parlare di chirurgia della mano insieme al dottor Pasquale Davide Nava, chirurgo ortopedico, specialista proprio in chirurgia della mano all'ULSS 4 Veneto Orientale. Allora dottore, abbiamo detto che si lavora nel piccolo, perché insomma ci vuole precisione, ci vuole pazienza, però insomma anche le tecniche chirurgiche proprio nell'ambito della chirurgia della mano si sono evolute notevolmente nel corso del tempo. Basti un po' riflettere, basta che guardiamo anche le mani dei nostri nonni di 80, di 90 anni, quelli che hanno fatto la guerra, che hanno un po' lavorato tanto, si vedono dita un po' torte, rigide, certo. Amputazioni, perché? Perché l'ortopedia storicamente ha sempre avuto un ruolo di rimettere in piedi il paziente nel più breve tempo possibile e salvare la vita ovviamente al paziente. Quindi può capitare spesso che in un contesto di un politrauma, frattura di bacino, femore, eccetera, eccetera, un paziente venga stabilizzato nelle cose più importanti. Ovviamente gli si salva la vita prima. Poi si stabilizzano i femori, si stabilizza il bacino, l'omero, la gamba, eccetera, e finisce in rianimazione. Dopo anche 15-20 giorni può essere che ci si accorga che c'è una piccola frattura o una piccola lesione al tendine che per una questione di emergenza non sia un po' tralasciata. Ecco, allora andare a rimettere mano su una lesione di 20 giorni prima, di un mese prima, non è sempre facile per il ripristino della normale articolarità. E invece oggigiorno riusciamo appunto con le diagnostiche più
specifiche, con dei protocolli più aggiornati, anche a riconoscerle prima, quindi è cambiata anche rispetto al passato la mentalità. Oggi entro 10, massimo 15 giorni riusciamo a operarle anche le fratturine sulla mano in un contesto di un politrauma. Certo. Sì, questo fondamentalmente. Poi ci sono anche delle evoluzioni sulle tecniche proprio. Oggi si dispone di placche e di microviti in titanio, quindi sono molto ben tollerate dal nostro corpo. Poi questo lo approfondiamo, perché è un tema, quello delle viti che vengono inserite dentro, insomma, anche questo insomma, è bene approfondire. Abbiamo una telefonata da casa, certo, mi perdoni dottore. Certo. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, sono Vittoria da Villorba di Treviso. Buongiorno signora. Buongiorno, io avrei un problema. Sulla mano sinistra si è chiuso il dito mignolo. Sulla mano destra adesso sento un gran bruciore proprio sul polso all'interno, no? Ma non sempre, a momenti un gran fuoco e non saprei da cosa deriva. Dottore, vuole chiedere qualcosa per capire? Aspetti Vittoria, che così vediamo. Sono due cose diverse. Il primo è un trauma, si è schiacciata il mignolino, ha detto, no signora? No, non ho fatto traumi, solo il dito lentamente si è chiuso. Ah, si è chiuso il mignolino? Sì, ecco, il dito mignolo della mano sinistra bisognerebbe fare... si è chiuso quasi del tutto. Ok. Benissimo, no, qua ci sono un po' di accertamenti da fare perché una chiusura spontanea di un dito può essere o il frutto di un fenomeno retrattivo tendineo, quindi bisogna un po' valutare se ci sono dei nodulini sul palmo della mano oppure ci può essere anche un fenomeno artrosico che va un po' valutato, quindi bisognerebbe fare una radiografia prima e una visita specialistica per capire se si tratta di un tendine o di un problema osseo. Dall'altra parte invece... Prego. Io in effetti non ho mai fatto niente, perché non mi fa male e lavoro lo stesso. È tipico, sì. Quando solo adesso mi dà fastidio tanto la mano destra che ha questo fuoco. La percezione del fuoco viene in medicina definita come iperestesia o alcune volte anche se c'è un dolore come allodinia e in pratica può essere un esordio di un tunnel carpale. Bisognerebbe cosa consigliamo alla signora Vittoria? Naturalmente insomma di fare una radiografia. Vado a fare una radiografia della mano col mignolino che si chiude e un'elettromiografia della mano in cui sente la sensazione di fuoco. Ah, ho capito. Grazie Vittoria, mi raccomando, faccia questi accertamenti, che non è bene tenersi il dolore, il fastidio. Buongiorno. È vero. Allora, andiamo a parlare di frattura della mano. Quali sono le ossa della mano che più spesso tendono a fratturarsi più facilmente? Ma statisticamente sono i polsi, cioè quindi la estremità distale del radio. C'è una valutazione da fare. Nel soggetto giovane l'osso è di buona consistenza. Il tipico modo di cadere è quello di cadere in avanti con le mani che attutiscono il colpo. Quando si cade in questo modo la forza si proietta in questo senso e se sei un giovane hai un osso resistente, quindi il polso può anche resistere al trauma, però si frattura un altro ossicino che si trova qua, che ha una forma di fagiolino, si chiama scafoide. Questo è un osso che è fatto tutto di tessuto spongioso. Hai presente le pietre pomici? Oggi non è che se ne vedono più tante in giro. Se rompi una pietra pomice, nel suo interno c'è una specie di trabecolatura. Ecco, un osso è fatto in questo modo al suo interno e questo scafoide è fatto quasi interamente di questo tipo di tessuto che è molto fragile. Le fratture di scafoide sono le più brutte per un polso, perché lo scafoide è poco vascolarizzato, ha poco sangue che arriva, quindi quando si rompe fa molta fatica a guarire. Infatti ho portato un caso di una frattura di scafoide proprio perché mentre in passato ci volevano 3 mesi di gesso
per guarire da una frattura discafoide, e quando lo si operava si facevano dei tagli molto grandi. Oggi con una tecnica mini-invasiva, con un taglietto di 3 mm e un'immobilizzazione minimale si riesce appunto a farlo. La frattura da pugno invece, andiamo con la prima immagine, no? Con la foto numero 1, perché... Sì, la frattura da pugno è una delle più frequenti. Spesso capita che ci si scagli con il pugno su una superficie un po' rigida. Quante volte anche per la rabbia, per il nervoso, qualcuno dà un pugno su una porta o su un muro. Oppure anche la frattura del boxer, chi fa pugilato la conosce bene questa frattura. La forza durante un pugno si scarica tutta sul quinto metacarpale, cioè sul collo del quinto, e si infossa anche un attimino in giù la testa del metacarpale. Se non va operata, allora ci possono essere dei casi in cui fortunatamente la frattura rimane sostanzialmente composta, quindi il dito non subisce delle deviazioni importanti, l'estetica non è tanto grave e quindi la si fa guarire con un semplice gesso. Ci possono essere dei casi in cui, oltre a rompersi il frammento osseo, si abbassa di molto e ruota. Certo. In questo caso qua, se si cerca di chiudere il pugno, il dito si incrocia o all'interno o all'esterno e non è più tollerabile a questo punto. Quindi, soprattutto nei giovani, si consiglia di fare l'intervento. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, poi torniamo su questo perché commentiamo anche insieme qualche esempio di lastra che lei ci ha portato proprio per capire un po' meglio la frattura da pugno. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Grazie. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Allora, torniamo a parlare della frattura da pugno, andiamo a vedere anche le lastre che lei ci ha portato, proprio per capire meglio quali possono essere i traumi, no? Ecco, cosa stiamo vedendo, dottore? Allora, bisognerebbe focalizzare l'attenzione sull'ultimo dito, quello proprio più alla sinistra. Se fate il confronto con le altre dita, vedete che ce n'è uno un po' abbassato, ce n'è uno con la testina un po' infossata in avanti. Quella è la frattura. Non c'è spazio per sistemarla con viti, con placche, perché c'è poco osso lì. Quindi bisogna sostanzialmente inventarci dei sistemi per ritirarla su e fissarla in maniera stabile. E questa è la tecnica. Si fa un taglietto di 3 mm su questa zona qui, e si inserisce un filetto di acciaio, di ferro, di acciaio, che si chiama filo di Kirchner. Questo filo va a prendere, a infilzare il frammento rotto e lo stabilizza nella posizione giusta. Però se ci fosse solo quello non sarebbe sufficiente per garantire la stabilità. Quindi ce n'è un altro che lo incrocia diciamo a 90 gradi e fa presa anche sul dito vicino, sul metacarpale vicino. In questo modo il frammento è ben stabilizzato, si chiudono i due estremi dei fili di acciaio con un nodo e si chiude il circuito meccanico, quindi c'è la stabilità. Andiamo anche alla successiva, che così vediamo, ecco. Questa qua, è più vedete, nel dettaglio, dottore. Esatto, esatto. Vedete che ci sono i due fili che si incrociano sulla frattura e la frattura è stabilizzata. La cosa bella di questo intervento è che, a parte che l'ho fatto con una tecnica anestesiologica che è innovativa, di cui dopo, se vorrà, ne parlerò. Ma la cosa importante, se volete c'è un filmato anche il video numero 6, che così vediamo bene. Ecco. Il paziente va a casa in giornata e può muovere liberamente la mano con questo apparecchietto qui. Quindi la fisioterapia la comincia da subito, il giorno stesso. Non starà mai fermo. Ecco, non impressionatevi. Non starà mai fermo con la mano. La gente che arriva in ambulatorio, questo è il giorno dopo l'intervento. Il paziente ha fatto un controllo in ambulatorio e sta facendo vedere come muove la mano. Certo. Allora, abbiamo una telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto? Buongiorno, chi è in linea? Sì, buongiorno, Gina da Milano. Buongiorno Gina, prego.
Ecco, senta, io ho dei problemi a tutte e due le mani. La sinistra ho fatto una frattura e mi hanno messo una placca al titanio con viti e fatto riabilitazione e tutto il resto. Ho rizoartrosi tutte e due le mani. La destra soprattutto, adesso ho appena fatto delle infiltrazioni di cortisone perché dei dolori... Da quanto tempo ha fatto l'intervento, signora? Da quanto tempo? L'intervento 2 anni. 2 anni? Da 2 anni. Ok. Sì, però ho meno male su dove ho fatto l'intervento che non la destra, che è peggio. Il dolore che sente, lo sente più vicino al pollice o lo sente sul polso dove ha la placca? No, tutto il pollice, no. Quello sì, no, sento i dolori più sul polso. Ma sulla destra ho il pollice, la parte molle e il polso, dolori. Ho fatto queste infiltrazioni, hanno calmato un po', però vedo che sta tornando ancora, però mi avevano già detto che forse era da operare. Certo. Cosa possiamo consigliare alla Bisogna signora? fare una radiografia, se non l'ha, ma penso che l'abbia già fatta. No, già fatto, sì. Bisogna che vada bisogna che vada da un chirurgo, da uno specialista, perché forse c'è la necessità di operare la rizoartrosi. È un'artrosi tipica proprio, una delle più frequenti e in seguito a una frattura di polso, alcune volte, specialmente le persone non più giovanissime con già dei problemi di artrosi, rimangono un po' troppo ferme con il pollice e magari ha portato anche una stecchetta di gesso per la frattura, quindi il pollice è rimasto un po' fermo e l'artrosi che lei aveva sul pollice è un po' peggiorata. E in questi casi qua, se ha già fatto infiltrazioni e se queste non hanno dato un buon esito, la necessità di un intervento forse c'è. Allora Gina, ha sentito il dottore, ecco, le ha dato questo consiglio, grazie. Grazie signora. Buongiorno. Allora, tornando alla frattura da pugno di cui stavamo parlando poco fa, no? La tecnica migliore è quella che ci ha illustrato Lei. Questa è una tecnica che ho... Allora, in realtà ci sono anche altre tecniche. Questa è un po' un ibrido fra una tecnica che già eseguivo anni prima, cioè il posizionamento di questi filetti attraverso un pertugio lungo il metacarpale, però ecco, quando si mettevano questi filetti poi bisognava ritornare in sala operatoria per toglierli. Invece con questa tecnica qua io ne metto solo 2 e poi li posso rimuovere in ambulatorio. È una tecnica nuova che io ho imparato da pochi anni, la sto facendo con soddisfazione, ma la cosa bella è che riesco a farla in anestesia locale. Quindi il paziente va a casa subito, non occorre mettere lacci emostatici per arrestare il sanguinamento e il paziente inizia a muovere subito. Invece con altre tecniche bisogna immobilizzare per almeno 15-20 giorni il dito con la possibilità di rigidità. Invece con questa tecnica si muove subito, si recupera subito. Se la frattura da pugno non venisse curata adeguatamente, quali potrebbero essere le conseguenze? Allora, ci sono delle dal punto di vista conseguenze, sì, certo. Allora, funzionalmente bene che vada, c'è un piccolo deficit di estensione, perché abbassandosi verso il basso, appunto, la testa del metacarpale, quando si chiede al paziente di estendere le dita, il dito fratturato si estende un po' di meno, ed è una cosa che è comunque tollerabile perché la mano lavora in flessione, in chiusura, quindi anche se non si solleva del tutto un dito non è un dramma, non è una disfunzione importante. Ben diverso se invece oltre a rompersi ruota e il dito si incrocia con le altre dita. E allora lì se si consolida la frattura in questo modo vizioso si hanno dei deficit di grasping, cioè dei deficit di presa. E questo specialmente in un soggetto giovane, in un ragazzo che ha bisogno di fare sport, che ha la necessità di lavorare, è un grande deficit. Insomma, insomma, non va bene per la vita di tutti i giorni. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Lorena. Buongiorno, no. prego. Buongiorno. Prego signora, dica. Buongiorno a tutti e due. Niente, sono un po' emozionata adesso. Dunque, non si preoccupi, dica pure, dica pure. È stato operato del tumor carpale il 23 gennaio l'anno scorso.
è stato fermo per 21 giorni, ma dopo che ha iniziato a lavorare non ha più la forza sulla mano destra, non stringe più, non è neanche capace di tenere la penna biro in mano. Che è la mano dove è stato operato? Destra, sì. Mi perdoni, ma dopo l'intervento lei è stata ferma, immobile? 21 oppure... giorni è stato fermo. Non ho sentito, scusa. 21 giorni, 21 giorni. è stato fermo. Ma fermo come? Immobilizzato con Fermo, una... non ha lavorato, è stato fermo, ecco, Ma con la mano. ha mosso la mano comunque? No. Era libero? No. Sì, ma no a fare lavori pesanti, mi capisce? Sì. Sì, allora io raccomando sempre ai pazienti che opero di tunnel carpale di muovere tanto la mano i giorni successivi, perché la mano sopporta poco la immobilizzazione. La mano è un organo molto dinamico, sono piccole articolazioni e quindi se si rimane per troppo tempo fermi, spesso può capitare che le cicatrizzazioni che si creano dopo un intervento vanno ancora a schiacciare il nervo. E quindi può essere che il nervo sia ancora schiacciato e che necessiti di un ulteriore intervento. Oppure bisogna anche un po' capire come era preso questo nervo prima di essere operato, quindi bisognerebbe un po' capire anche i sintomi. Perché... Ha fatto di nuovo la elettromiografia, si chiama? Sì. E hanno detto che era migliorato, però lui è peggiorato perché ha le 2 dita della mano fino su al gomito che gli fa male, ecco. Non è più come prima, ecco, che se sapeva ha detto non andava a operarsi. Bisogna un po' capire se i sintomi riguardano il nervo o riguardano magari i tendini o le dita che sono rimaste un po' irrigidite. Lui ha fatto un po' di fisioterapia dopo l'intervento? L'ha finita venerdì scorso, ma ha fatto laser, un po'... Non ha sentito benefici. Non ha sentito benefici. Laser. È da valutare un attimino che non sia il caso magari di riprendere in mano il nervo, di capire se c'è un'aderenza che schiaccia ancora, che infiamma. Quindi ha capito Lorella, insomma, andare un po' ad approfondire un po' meglio come mai non si è ripristinato, no? Perché la signora, grazie intanto per la sua telefonata signora, Buongiorno, grazie. buongiorno. Diceva sì che non ha fatto lavori di forza, non ha lavorato, però probabilmente la il nervo è mano una è rimasta struttura ferma. molto sensibile. Non bisogna aspettare tanto con i primi sintomi del tunnel carpale a farsi operare, anche con i primi segni elettromiografici il mio consiglio è quello di non aspettare che si aggravi, perché una volta che il nervo si è rovinato poi fa molta fatica a rigenerare e a recuperare la funzione. E poi bisogna un po' capire di volta in volta, in base al tipo di attività che fa il signore, magari in base a come era messo, bisogna un po' fare una visita, certo. Capire il contesto. Andiamo oltre, no? Abbiamo parlato della frattura da pugno, andiamo a parlare della frattura esposta del pollice. Vediamo anche un video, il video numero 7, lo dico per la regia, perché insomma anche il pollice si frattura. Sì, no, questo è un caso che ho portato non tanto per l'intervento in sé, perché chi si occupa di questo tipo di chirurgia ne fa frequentemente di questi interventi. La cosa importante è che vedete qua sono in sala operatoria, ho appena finito di chiudere la cute, ho appena posizionato quell'apparecchietto che vedete che si chiama fissatore esterno e il paziente muove. Il paziente non è in anestesia di plesso, cioè in genere per fare questo tipo di intervento bisogna paralizzare completamente l'arto. Invece con la tecnica di cui parlavo prima, che si chiama wide awake, cioè con paziente vigile, sveglio, io ho lavorato in anestesia, cioè il paziente non sente dolore, però la motilità è conservata. Io durante l'intervento posso chiedere al mio paziente di muovere attivamente la mano per vedere se il lavoro che sto facendo sia giusto o meno. In questo caso con il fissatore posizionato, in questo caso ho messo un fissatore perché la frattura era esposta. Che cosa significa esposta? Che oltre a essersi rotto in più punti, l'osso aveva bucato la pelle e quindi si era contaminato con il mondo esterno. Quindi ho dovuto ripulirlo, chiudere la pelle, aggiustare tutte le strutture che si erano lesionate e andare a
posizionare questo apparecchio per mantenere la posizione di queste ossa. Ma è solamente esterno o ci sono anche delle viti È solo all'interno? esterno, sono questi ferretti, questi si chiamano fish, che si posizionano dentro dei vari punti strategici e mantengono le superfici ossee attaccate l'una all'altra. La cosa bella di questo intervento è che il paziente muove, quindi è andato a casa subito dopo. Ma le viti invece di cui parlavamo prima, no? Le viti quelle che rimangono dentro. Esatto, quelle in titanio, sono sicure? Devono essere tolte dopo un po'? Allora, al 99,9% sono sicure. È chiaro che chi non le tollera è perché ha un'allergia specifica ai metalli. E infatti lo si chiede sempre, fa parte delle domande di routine a un paziente, dire se è allergico ai metalli, porti appunto orecchini o cose di questo tipo. Il titanio, che è il materiale che viene usato per questo tipo di presidi, è un materiale abbastanza inerte. Raramente si trovano delle persone allergiche al titanio. È più frequente che ci siano delle persone allergiche all'acciaio, quindi alle leghe di cromo, cobalto, nickel, che quelli appunto sono... comunque possono restare all'interno del nostro corpo? Si tollerano bene, un po' alla volta il tessuto osseo, intanto che si ripara, va a inglobare le viti, e andare a togliere alcune volte è un problema. Le si tolgono solo in caso di problemi, in caso in cui il paziente abbia male alla palpazione, se le senta, oppure nel malaugurato caso in cui facciano infezione. Però insomma possono convivere con il nostro corpo. Allora ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, subito una telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno signora. Buongiorno signora, buongiorno al suo ospite, avrei una domanda da farle. Prego. Nella mano sinistra, le posso leggere, dottore, quello che è scritto Prego. Allora, in corrispondenza della piccola tumefazione mobile modestamente dolente al palmo della mano sinistra, alla porzione prossimale e radiale, è presente nel sottocutaneo una raccolta fluida parzialmente corpuscolata, ovalare, di circa millimetri 6,1 per 4,3, con spessore di circa 3,9, con piccolo peduncolo vascolare marginale. Nel suo contesto sono riconoscibili spot iperecogeni tipo corpi estranei. Allora, senta qua che il dottore ha già capito, vediamo di darle una risposta, signora. Allora, ma le volevo anche chiedere, io sono andata a farmi una visita e mi hanno detto che ci vuole l'operazione di togliere questo peduncolo che può creare danni. Vorrei saperne qualcosa e in che ospedale lavora lei o se è una clinica privata, per avere un contatto, per piacere. Ecco signora, allora sentiamo la risposta del dottore. Grazie, prego signora. Prego. Grazie signora. Allora, molto probabilmente è una formazione cistica sinoviale, cioè è una... allora qua si entra in un altro grande capitolo delle patologie della mano, le patologie nodulari, cioè sono quelle che creano appunto dei noduli. Allora si va dalla semplice cisti a contenuto liquido infiammatorio, e molto probabilmente sarà il caso della signora. Probabilmente può avere un'infiammazione da artrosi, perché il punto su cui lei ha la cisti è uno snodo articolare abbastanza critico, quindi ci potrebbe essere un'artrosi su quella zona lì, oppure se semplicemente può essere che venga da una guaina di un tendine
che si è infiammato e che ha prodotto del liquido infiammatorio. Allora serve l'operazione, come dice allora, la signora, in genere è una sicurezza toglierle, perché? Perché nel caso in cui non sia una cisti infiammatoria si manda ad analizzare il tutto e il laboratorio le sa dire di che cos'è che si tratta. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di patologie benigne, infiammatorie, oppure di noduli benigni, appunto di un tessuto benigno che ha solo come unica complicanza la recidiva, cioè può ritornare fuori. Ecco, infatti bisogna spiegare sempre ai pazienti che una volta tolti esiste una minima percentuale di recidiva. Certo. Si fanno in anestesia locale, sono piccoli interventi. Io lavoro nell'ospedale di San Donato di Piave e può prendere un appuntamento là con tranquillità. Comunque lei dice sarebbe bene toglierla. Sarebbe bene toglierla, ma allora se è una cisti infiammatoria non c'è l'obbligatorietà medica, perché essendo una patologia benigna non c'è l'indicazione assoluta a toglierla. Però se dà fastidio, se alla palpazione fa male, se durante il movimento dà un impiccio articolare, direi che è consigliabile insomma sì. levarla. Allora torniamo a noi, andiamo a parlare delle fratture multiple da incidente stradale. Vediamo anche la lastre, cominciamo con la lastra numero 1, così andiamo ancora meglio a spiegare. Ecco. Allora, questo è un caso interessante, l'ho portato perché ho parlato delle placche e delle viti di ultima generazione che noi usiamo oggi per ricostruire anche piccoli frammenti. Questo è il caso di un giovane ragazzo, un motociclista in Harley Davidson, che ha urtato con il pugno chiuso sul manubrio il veicolo che lo precedeva. Quindi si è letteralmente sbriciolato tutti e 4 i metacarpali della mano. Ci vuole un occhio un po' allenato per distinguere le fratture. In ogni caso, se vedete, tutte e 4 le ossa sono rotte. Non c'era altro modo che aprire e ricostruire uno a uno la parte ossea rotta e fissarle con delle placche. Le placche che ho messo, ora se la regia va avanti, eccole qua. Le placche che ho messo sono placche che danno una estrema stabilità. Tant'è vero che un lavoro di questo tipo è un lavoro che richiede tempo, perché ogni dito poi deve essere orientato nel modo giusto, perché anche un piccolo grado di differenza crea delle rotazioni in chiusura e appunto il paziente si ritroverebbe con le dita che si incrociano sul davanti. Dicevo che queste placche conferiscono una grande stabilità della frattura, tant'è vero che ho lasciato in pratica il paziente libero da stecche, libero da gessi. Se vedete l'immagine successiva, ancora la prossima, ancora la prossima, sì. Eccolo qua, questo è 2 giorni dopo l'intervento, ancora con i punti freschi. Lui è libero, non ha alcun tipo di contenzione, non ha gessi, non ha stecche, sta già cominciando la fisioterapia. Ho fatto queste 2 piccole incisioni, anche con tecniche estetiche, con dei fili che si sciolgono da soli, quindi non c'è bisogno di andare a toglierli. Quindi le viti sono soltanto dentro? Sono placche e viti, sì. Placche e viti all'interno. Sì, ha un bel po' di ferramenta dentro il signore. Forse abbiamo anche un altro video che ci mostra ancora meglio. Questo è il secondo giorno e già si vede come riesce a muovere bene. Questo è dopo una settimana, sta facendo una fisioterapia specialistica della mano, che vedete come già dopo una settimana riesca a muovere meglio. Abbiamo anche un altro video che così lo vediamo insieme. Eccolo insomma qua, il miglioramento c'è. Che sta migliorando, e questo è dopo 40 giorni. Dopo 40 giorni è in grado di chiudere completamente la mano, di fare il pugno. Ha riacquistato anche una discreta forza, lo vedete che gli do la mano dopo, eccola qua, e lui la stringe saldamente, e lui è ritornato al lavoro dopo 40 giorni da un trauma di questa entità. Quindi questo è un esempio di come non solo i mezzi di sintesi che abbiamo oggi ci permettono di ricostruire bene anche la più brutta delle fratture, ma come anche un lavoro di equip renda possibile un risultato di questo tipo, perché si è sempre in 3, il chirurgo che deve far bene il suo lavoro, il paziente che deve eseguire le indicazioni che gli vengono dette
e il fisioterapista, che ha un ruolo fondamentale nel post-operatorio, perché appunto bisogna affidare la mano operata a un professionista che sappia come muoverla, quando muoverla e gestire anche tutte quante le complicazioni che possono avvenire. Non si deve aver paura di fare la fisioterapia se si perde una goccina di sangue. Ci sono i terapisti specialisti che medicano e certo, continuano a muovere. Sì. Allora dottore, siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato di chirurgia della mano, abbiamo parlato di fratture di vario genere, abbiamo sentito anche le telefonate da casa, il tunnel carpale, dolore al mignolo, il mignolo chiuso. Proprio perché la mano ci serve quotidianamente del nostro strumento di lavoro. Se dovessimo sentire un dolore, un gonfiore alla mano, un consiglio per questo sintomo? Ecco. È una cosa molto frequente ormai. Il dolore è un po' un campanellino di allarme che il nostro corpo ci dà e ci sta dicendo: guarda che hai fatto un movimento che non dovevi fare, hai sovraccaricato un po' troppo il braccio, l'avambraccio, il polso, e quindi ci avverte di tenerlo a riposo. La prima cosa da fare è quella di stare un po' a riposo. È che non tutti riescono a farlo, perché questo tipo di dolori iniziano e rendono in ogni caso possibile di muovere la mano, quindi chiunque di noi che inizia ad accusare un doloretto continua a fare le cose che sta facendo, certo, anche per giorni. Abbiamo anche sentito, sì, lavori, sport, si va dal medico di base solo quando ormai il dolore ha preso il sopravvento e non riusciamo più a fare le nostre cose. Sbagliatissimo, bisogna riposare subito, non è necessario stare immobilizzati con la mano, ma basta semplicemente non affaticarla, non fare dei movimenti di ripetitività, non prendere pesi e sono sufficienti dai 3 ai 5 giorni. Normalmente io associo anche un antinfiammatorio, che può essere un topico, una crema, un unguento antinfiammatorio, con un antinfiammatorio da prendere per bocca. È sbagliatissimo assumere antinfiammatori a singhiozzo, a spot, quindi io ho male oggi, prendo il mio antinfiammatorio, sto meglio, non lo prendo più domani perché sto meglio, in realtà poi il dolore riprende il giorno dopo, riprendo l'antinfiammatorio, in questo modo non si fa altro che far cronicizzare il dolore, l'infiammazione non passa mai e ci si abitua anche all'antinfiammatorio. Si va in tolleranza, quindi dopo si necessita di sempre più alti dosaggi di antinfiammatori per disinfiammare. E comunque, per concludere, dottore, sì, importante curare il sintomo, ma soprattutto bisogna capire qual è la causa e andare a curare quella. Qualunque sintomo che non cessi dopo almeno una settimana di terapia antinfiammatoria e di riposo merita di essere visto da uno specialista. Ecco, e di essere approfondito. Certo. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Pasquale Davide Nava, chirurgo ortopedico, specialista in chirurgia della mano all'ULSS 4 Veneto Orientale, di essere stato con noi, e grazie davvero, e grazie anche a voi di averci seguito da casa, e dunque io vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.